Lorenzago di Cadore è un piccolo comune di 524 abitanti della provincia di Belluno in Veneto. È uno dei 22 comuni che costituiscono la magnifica comunità di Cadore, posto alla sinistra del Piave, su un verde altopiano ben esposto a 883 metri di altitudine, lungo la strada statale 52 che collega il Cadore alla Carnia attraverso il passo della Mauria, costituendo allo stesso tempo un'area di confine di provincia e di regione. Nel maggio 1987 una sensazionale notizia fece il giro del mondo. Per la prima volta un papa decise di passare un periodo di ferie al di fuori dei luoghi consueti. La scelta cadde su un paesino del Cadore sconosciuto a molte persone. Il giorno 8 luglio 1987 alle 19:15 su un elicottero arriva nei pressi del castello di Mirabello. La scelta di Lorenzago fu accolta con entusiasmo dalla popolazione che, d'altra parte, non avrebbe osato pensare che vi sarebbe ritornato altre 6 volte. Nel 2007 anche il suo successore, Benedetto XVI, scelse Lorenzago di Cadore come luogo per trascorrere le vacanze. Da allora Lorenzago di Cadore è anche conosciuto come il Paese dei Due Papi. Il Museo dei Papi è stato allestito nell'anno 2005, alla morte di San Papa Giovanni Paolo II. Un gruppo di giovani volontari con l'avallo del parroco di Lorenzago, Don Sergio De Martin, ha deciso di dedicare qualcosa di tangibile alle 6 presenze papali nel piccolo paese cadorino. Lo storico edificio della Canonica, ormai in disuso da qualche anno, era la sede più adatta per una esposizione permanente dedicata alla presenza di questo illustrissimo personaggio ed è stato restaurato per questo. L'ottocentesco edificio, costruito con la pietra di recupero dell'abbattimento del campanile, si presenta con un grande corridoio passante, centrale e 4 stanze laterali, somigliante alle antiche case signorili di un tempo. Questo palazzo è stato, per tutti i 60 anni di ministero, abitazione del parroco Don Sesto d'Apra, che ha sempre accolto il Papa nelle sue vacanze, tanto da instaurare con lui un rapporto di stima e profonda amicizia ed essere nominato Monsignore durante l'Angelus recitato dalla villetta di Mirabello. Per questo motivo, al piano terra, troviamo il suo ufficio con foto e ricordi di questo sacerdote, ed al piano superiore, in bellissimi mobili, sistemata tutta la sua biblioteca che, per volere testamentario, è rimasta a disposizione della parrocchia. L'inaugurazione del museo è stata fatta il 12 luglio 2005, in occasione della festa dei patroni, i martiri di Aquileia Ermagora e Fortunato, da Monsignore Alberto Maria Careggio, vescovo di Ventimiglia Sanremo ed accompagnatore di Wojtyla durante le sue escursioni in Valle d'Aosta. L'esposizione è caratterizzata principalmente da foto che ritraggono il Santo Padre in particolari momenti, ufficiali e in mezzo alla natura, arricchendosi nel tempo con preziosissimi oggetti appartenuti a San Giovanni Paolo II e donati direttamente dal suo segretario particolare e cittadino onorario di Lorenzago, cardinale arcivescovo di Cracovia Stanislao Zivis, dal vescovo emerito di Belluno, Feltre Monsignore Maffeo Ducoli, dal commendator Camillo Cibin, già capo della Gendarmeria Vaticana, ed altri amici che hanno avuto a cuore questa iniziativa. Tra gli articoli importanti troviamo una veste bianca, una cassola con stemma papale, un paio delle classiche scarpe in pelle tendente al rosso, i bastoni delle passeggiate, la panchina utilizzata per il riposo nel bosco. Ma anche oggetti donati al pontefice nei suoi viaggi, tra i quali una resta di freelance che arrivano dal Burundi, uno scudo in legno dalla Papua Nuova Guinea e un insieme di medaglie coniate in occasione dei viaggi papali. Commovente è la stanza dedicata alla contemplazione con una suggestiva foto di Papa Wojtyla aggrappato alla croce ed una preziosa reliquia arrivata direttamente da Cracovia. All'interno della struttura è presente pure una sala proiezione dove vengono trasmessi i filmati realizzati durante questi 6 soggiorni. Dall'anno 2007, un locale è dedicato alla presenza di Papa Benedetto XVI che, seguendo le orme del suo predecessore, ha voluto trascorrere a Lorenzago circa 3 settimane. In questa stanza troviamo delle foto scattate nel verde della natura, lo sgabello adoperato da Papa Ratzinger per suonare il pianoforte e l'inginocchiatoio usato durante la visita nella chiesa parrocchiale. Dopo questa carrellata di ricordi il visitatore si farà senz'altro la seguente domanda: perché è stato scelto proprio Lorenzago di Cadore? È noto a tutti che Giovanni Paolo II era abituato alle scalate estive nei suoi amati Tatra, monti della Polonia,
Alle sciate invernali ed alle discese in kayak su torrenti agitati, Castel Gandolfo non era certo il luogo adatto per un papa che aveva questi hobby. Tutto ci fa pensare che l'entourage del Santo Padre si attivò immediatamente per cercare un posto montano dove poter trascorrere qualche giorno di riposo al fresco e nella natura. Emersero quindi, in quel periodo, alcune condizioni indispensabili per poter trovare un luogo adatto ad offrire al Papa qualche giorno di corroborante riposo. Il sito doveva trovarsi in mezzo al bosco. Doveva essere un rapido accesso ai sentieri di montagna, la struttura ospitante doveva essere di carattere privato, meglio se di enti religiosi. L'alloggio doveva essere modesto e infine ci dovevano essere delle strutture adatte ad ospitare tutto il seguito. Non era facile, perciò, trovare una località adatta e che rispettasse tutti i suddetti requisiti. Una sera d'estate, nell'anno 1985, il vescovo di Belluno Feltre, Monsignore Maffeo Ducoli, contemplava dalla canonica di Lorenzago, dove si trovava per riposo, un tramonto fantasmagorico, come capita spesso quassù in montagna. Il presule pensò tra sé, perché non portare qui il Papa? Gli vennero in mente subito le 6 condizioni, non c'era altro posto se non il castello di Mirabello, di proprietà del vescovo di Treviso, Monsignore Antonio Mistrorigo. Monsignore Ducoli decise di recarsi subito a Lorenzago per proporre la sua idea al suo collega Mistrorigo, il vescovo di Treviso. Ecco come nacque quell'idea lì, che poi fu proposta a San Giovanni Paolo II e fu accolta immediatamente. La seconda tappa del nostro itinerario è la chiesa parrocchiale di Lorenzago di Cadore, dedicata a Sant'Ermagora e Fortunato, martiri di Aquileia. La prima citazione di una cappella a Lorenzago risale al 1214. Questo edificio fu sostituito da uno più grande nel XV secolo. La chiesa attuale, progettata dagli architetti tolmezzini Domenico Schiavi e Angelo Fabbro, venne portata a termine nel 1758 e consacrata nel 1764. Nel 1857 fu eretta a parrocchiale e la parrocchia creata con territorio dividendola da quella di Vigo. All'interno della chiesa sono una pala di Cesare Vecellio con Sant'Antonio, l'altare maggiore, realizzato dal gemonese Francesco Aloe ed impreziosito da 2 statue raffiguranti i santi martiri Ermacora e Fortunato ed altre opere d'arte importanti. La chiesa, come si può vedere, è stata visitata da San Giovanni Paolo II, di cui si conserva una sua reliquia, e da Benedetto XVI. Eccoci arrivati alla quarta tappa del nostro itinerario. Ci troviamo ora a Villa Piccola, dove possiamo ammirare la chiesa della Madonna della Difesa, che è stata costruita come voto contro l'epidemia della peste del 1511-1512 ed è dedicata, oltre che alla Beata Vergine Maria,
Anche a San Rocco. Devastata dall'incendio del 1792 e del 1801, fu demolita nell'anno 1841 e ricostruita nel 1842 su disegno dell'allora curato Giovanni Maria Barbaria. La chiesa conserva alcuni affreschi del XVI secondari attribuiti a Giovanni Pietro da San Vito al tagliamento insieme agli altari lignei di Michael Part da Brunico e dei Carnici Zuane Pittore fratello. Molto interessante l'organo del 1764 del veneziano Nicola Moscatelli. Castello Lo Mirabello si trova a 1100 metri di quota, costruito nel 1890 per volere del senatore e industriale Giovanni Fascheris, dopo varie traversie passato alla diocesi di Treviso. Nelle sue vicinanze si trova una villetta che ospitò i due papi. Ed eccoci arrivati alla fine di questo nostro itinerario. Nel silenzio della natura possiamo ammirare questa bellissima statua di San Giovanni Paolo II. Se vi è piaciuto il filmato mettete un like ed iscrivetevi al canale. Grazie.